Ok, eccoci qua, siamo tornati. Giusto il tempo che riavvio anche altrove e via. Salve, auguri anche a lei. Mamma mia, Auguri anche a lei. auguri, augurissimi. No, ho aperto Instagram per avviare la live, c'è uscito l'ultimo post di Martina Smeraldi, credo. Quindi, no, meglio di no. No, No? no, no, dai, dai, Grandissimo. dai. Allora, quindi a me mi conviene fare da oggi in questo modo qua e non mi si blocca quando avvio la live. Dai che facciamo un piccolo upgrade. Lo prendiamo anche da qui. No, non questo. Che già mi metto da domani e vedo come ottimizzare tutti sti passaggi che devo fare. Ma allora, c'è nell'elenco into the pit. Ok. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Ok, così riesco a fare più velocemente. Ottimo, 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 Mr. Gray, ottimo. Ok, a posto. E qui non si stacca. Che bello le cose quando funzionano. Allora, sai che ti confesso che ieri che non ci ho giocato desideravo rimetterci proprio le mani sopra? Lo dicono anche tutti del mio cazzo. Vabbè, queste sono cose, scelte di vita, scelte personali. Ok, allora. Tufunonsoni, tufunonsoni. Quindi ho dimenticato la cuffietta lì sopra. Senti, dicevo, non sento l'audio. Non sento l'audio perché mi sono dimenticato la cuffietta. Ok. Allora, il bel coniglio ci stava aspettando. Era il giorno di scuola, è vero? Oh, controlla se qualcuno ha dimenticato qualcosa. Chissà se quel ragazzo ne ha degli altri. Pallone? Cominciate a tornare in classe. Ciao bulli. Sa di carne fresca. Quello sarebbe il mio pranzo. Oggi lo zibetto si è scordato come si mangia. Era tipo l'unica cosa che non potevi sbagliare. Ah, 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 bella questa, Dylan. E sti cazzo. Veloce. Veloce. Borraccio, no. Qualcuno si è dimenticato lo zaino? Ah, una bacca. Ok. Non riesco a fare a scuola. A casa abbiamo tre gatti. Oh, io che ho? Io ho due cani. Io ho un coniglio. Io detesto i conigli. Ricordate che se non suona la campanella non siete liberi di andare. Maestra, papà coniglio robot animatronico del passato mi vuole uccidere. Bisogno di qualcosa, Oswald? Bisogno di... No, niente, miss. Cioè, ma tu effettivamente... Come fai a raccontare a qualcuno quello che stai vivendo di sta cosa qua? Chi ti crede? Cioè, chi ti crede? A me mi portavano sempre alla pista di pattinaggio alla fine del primo giorno di scuola. Non so le provate, io non ci andrò mai adesso che l'hanno chiuso. Vabbè, la città sta letteralmente morendo. Dove sta?
segnerei, aspetta. Sulla lavagna in alto a destra. 3, 4, ok, sì, sì. Quel 3, 4, 3, 9, 5, 2, 4, 8. Alcuni numeri sono colorati in maniera più chiara. Ok. Salve. Vediamo. Bimbo bomba. Salve. Che libri ci sono? Niente diviso per 2 fa sempre niente. Però un manuale di matematica. Oh, c'è qualcosa. Ah sì, è vero, c'erano i minigiochi da... Pure qua sono gli stessi numeri della stessa situazione. Lo sento odore di carta. Ciao bimbo. Parlava con il mocio. Deve essere posseduto da un fantasma fissato con la pulizia. Pulizia. Dice un incontro pre-partita con tutti i tifosi della scuola. Sembra un vero spasso. Eccolo qua. Ok, mi chiamo Jack, ma quello dei mortaretti suona bene. C'è qualcuno da prestarmi? Prima di tutto non si può prestare un mortaretto. Una specie di usa e getta, è presente? Ok, allora potresti darmene uno? Ah, hai idea di quanto costi uno di questi? Facciamo così, di solito dopo la scuola vado in biblioteca. Portami qualcosa di introvabile e magari faremo uno scambio. Ma se io devo trovare qualcosa di introvabile, mi compro direttamente i mortaretti. Bimbo Jeff, non sai fare gli affari. Una batteria. Sì, 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 sì. Uno dei trofei, va bene. Una volta Dylan ha spinto questa leva e l'intera scuola è stata evacuata. Ha passato guai grossi. Tu dici? Per passare dei guai molto grossi. Skinner! No, non c'è Skinner. Diciamo queste scrivanie un po' rotte. Dall'incorniciato di un articolo del giornalino scolastico. Il titolo risale a quando abbiamo vinto un torneo di palla avvelenata. Non ci sono altre aspetta, c'era scritto qualche altra cosa. Fermi, fermi. E dall'incorniciato... No. Pensavo era uscita una frase diversa. Vabbè. Non ci sono oggetti per la sala giochi. C'è un ragno lupo? Quando la fabbrica ha chiuso sono rimasti pochi studenti. Effettivamente con la chiusura della fabbrica la città sta morendo letteralmente. Stiamo ancora a combattere tra i cani, i gatti, i topi, i conigli, eccetera, eccetera. Ok, va bene. Allora, possiamo tornare a casa. Che ne dici di leggere un libro su come non essere una sfigata? Ah, andiamo ragazzi, non sprechiamo altro tempo con questa secchione. Allora, fai tu la voce della secchione. Sei proprio sicuro? Sì, 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 sì. Vabbè, poi ci Non faccio. dargli ascolto, Dylan. Ah, non dargli ascolto. Sbagliato io, scusate. Non dargli ascolto. Dylan è soltanto invidioso perché tu sai leggere. Amico. Dai, si Ah, chiama Gabriele. ah, grazie. I bulli mi prendevano... I bulli mi prendevano di mira per via della letteratura, anche alla mia vecchia scuola. Beh, in tal caso devono essere proprio stupidi. Io leggo un sacco di fantascienza. Tu che stai leggendo? Mitologia greca. Oh, stavo pensando di iniziarla pure io. Ah, oh, oh. Oh, oh. In verità non è molto diversa dalla fantascienza. Sono tutte storie di personaggi che non si perdono d'animo nelle situazioni peggiori. Mm, beh, caso mai volessi leggere qualcosa con i disegni, sarei felice di prestarti un fumetto. Oh, se
ti piacciono i disegni, forse saprai cosa fartene di questo pezzo di antiquariato. Ieri stavo aiutando mio nonno a fare un po' di ordine quando abbiamo trovato il suo vecchio album. Ci sono dei disegni niente male. Apri inventario. Allora, Anzi, qua c'è della lore perfetta. madonna mia. Ok, il nonno lavorava anche lui nella fabbrica. Quindi nella fabbrica producevano gli animatronic. Sì. Quindi è proprio il luogo fisico dove effettivamente venivano assemblati. Cioè, una cosa che non si era mai. Ok, ci sono, esistono, sono stati fatti, ma dove? Mo, cioè, lavoro. Quindi gli facevano pure manutenzione perché, vabbè, mai mangiare nei pressi di Cica. Perché ha cominciato a puzzare? Cosa è quella puzza? Anche il tecnico 2 hanno dato la puzza, non sono solo io. Guasto 83. Riparazioni al torso interno, approfondimenti vanno posticipati. Comportamento nuovo, agosto. Cica sta costruendo nidi di spazzatura. Difatti che era in Security Breach mi sembra che si trovava e lei comunque vagava nella spazzatura o nel DLC. Avvisare i nuovi dipendenti che tutta la spazzatura va messa fuori prima della chiusura. Per questo c'erano tutti quei robot fuori Mm. la fabbrica. Disattivare protocollo olfattivo di giorno per evitare che Chica rubi il cibo. I bambini piangono se vedono la bocca dell'endoscheletro. Mai provare a suonare la chitarra di Bonnie. Glamrock Bonnie. Mm. Le versioni di sicuri di Breach. I circuiti attivano il protocollo di strangolamento. Ok. I guasti alla voce vanno segnalati ai piani alti. Ricalibrare a braccio. Ha rotto la schiena da un bambino. Di nuovo. Perché mai creare un protocollo per certe cose? Ricalibrare di nuovo. Quante volte è successo? Incollare cappello alla testa. I bambini continuano a rubarlo. I piani alti se ne fregano della sicurezza. Perché continua a urlare? Le mascelle dei nuovi modelli sono ancora imprevedibili. Diciamo che questo giustifica il fatto del perché ci siano tante versioni. Ah, beh, sì. Tenere le luci abbaglianti lontano dalla vista di Freddy. Lo mandano in agitazione e ne bruciano i circuiti. Niente foto col flash. Ricorda che gli occhi bui ti stanno osservando. L'IA di Freddy gli fa presidiare le porte, dando fastidio ai clienti. Tecnico 2 è al lavoro. Tecnico 2 sa qualcosa, dove è finito? Freddy continua a tentare di staccarsi la testa. Tecnico 2 è al lavoro. Niente spettacoli di luci. Il tecnico si è assentato per il quinto giorno di fila, da segnalare. Secondo me, Freddy si è mangiato il tecnico 2. Secondo me, mio modesto parere. Possibile. Gli oggetti hanno cominciato a comparire dove non dovrebbero. Di agli altri di stare in guardia. Ma sono cose pesanti. Ah, no, da un sacco di spiegazioni. Gli oggetti continuano ad ammassarsi e il tutto sta assumendo la forma di un cerchio. Non che i piani alti freghi qualcosa. Si è chiaramente formato un cumulo di roba con un'infossatura al centro. Cica porta cibo rubato al cumulo e lo mangia. Si è fatto il nido. Mm. Ultimo aggiornamento di sicurezza, ha bruciato l'IA. Cica bloccata in modalità dormiente come forma di autoconservazione durante le ronde notturne. Morde, tenere le dita a distanza. Il cupcake è birichino, molto. Qualcuno ha armeggiato con la voce del cupcake, riprogrammandolo per ringhiare. Tecnico 2 sta indagando. Tecnico 2 è scomparso? Ok, la chitarra. Non cambiarle, conservare le vecchie come ricambi. Tecnico 2 le scaricherà vicino alla fabbrica entro oggi. Schema dettaglio dell'occhio. Oh, è spiegato proprio come è Sì, fatto. sì, sì. Tuta completa, imbottitura e l'endoscheletro. Ok. Tre adesivi? Quello in basso sembra un Pikachu. Ok. Grazie. Bimba, tu.
Cioè, MatPat, gli altri, tutti al mondo cercavano di capire la lore di FNAF. C'aveva sta bambina. Ah, bambino. Incredibile. Prego. Era una specie. Non ce la faccio più a passare che fa male la gola. Era una specie di tecnico, perciò sono solo appunti e scarabocchi di quando lavorava. Però non ha voluto parlarmene. Avrei dovuto buttarlo via, ma non mi andava di sprecare la carta, mi spiego? Minchia. Ah, sì. Io mi chiamo Gabriele comunque. Io sono Oswald. Questo album è molto interessante, Gabriel. Grazie. Allora, io questa voglio capire che cos'è. Che cosa sei tu? Una statua alla memoria di qualcuno? Oh no, ma a casa c'è papà. Sì. Da fuori ecco. Allora, sono tornati a casa. No, no, eccolo di nuovo. No, corri, scappa, c'è il Nemesis. Siamo corsi. Dormire, ok. Cazzo vuoi fare in casa con un mostro che ti insegue? Ok, ora di tornare da Jeff. Credo di avere un piano. Io al bimbo potremmo dare il giornale perché era qualcosa comunque di introvabile. A questo punto a noi ci serve arrivare al tetto, penso. Faccio due semplici mossi, aspetta. Uno, faccio due. Io apro qua, però faccio rumore. No. Lo stronzo si è preso la porta e ha sbarrato la finestra. Ma è uno stronzo. Sta venendo qua. Dobbiamo riesaminare giustamente una nuova zona. Dobbiamo vedere gli oggetti e cose varie. Allora, la scala? Oh, una scala. Ok, dalla la finestra del seminterrato. Ci sono voci, non è bello posto. No, non è bello. Sì, Fabio, stiamo scialando, è bellissimo. Io posso uscire, no? Cioè, ma davvero avete 20 libri ci sono? Datene uno ogni tanto. Zitto con sta scala, zitto, zitto, piano, piano, così. Piano. Ma gli posso mettere la scala a lui in mezzo così inciampa e... No, niente. Che la base è umana. Zitto, zitto, per l'amor di Dio. Non mi dà il prompt. Dov'è mo? Allora abbiamo il 50% di possibilità. O è andato sopra o è andato a destra. Ok, è lontano, non è qui. Zitto, per l'amor di Dio. La scala è decisamente lunga abbastanza da farmi arrivare lì. Ma va. Ecco, metti scala. Vai nella vasca delle palline. Allora. E stavolta ce la siamo cavata. Facile, facile. Allora, quindi mo dobbiamo tornare nel passato. Ok, adesso torniamo indietro. Ciao Jeff. Sta lontano dai guai. Non mi dispiace se ti trattieni fino a tardi, ma non farti male e non appiccare incendi. No, andiamo solo nel tempo a lottare con degli esseri indemoniati. Tutto a posto. I guai con la legge sono un casino. È una faticaccia.
Credimi, me ne intendo, sto sempre a fare una faticaccia. Quanti guai fai al giorno, Jeff? Oh, ci sono dei clienti. La mia pizza ci sta mettendo un'eternità. Giuro che più resto qui e più sento i ratti grattare nei muri. Insomma, se ci fossero dei ratti in cucina, ancora peggio. E se il pizzaiolo fosse un ratto? Non dirmi di calmarmi, lo sai che soffro di musofobia. Sembra distratta e paranoica. C'è solo lei qui. Stanza palline. Salve. E torniamo indietro. La voce che ho sentito prima, mi domando da dove provenisse. Che mo ci sarà qualche... Ah, ecco, a posto. Devo capire come rimetterla in funzione. Seminterrato. C'era il coso per ridare l'energia. Aspetta, noi mo abbiamo la torcia. No, fermati, fermati. Ok, ma possiamo vedere se riusciamo ad andare a scambiare i ticket, anche perché dovremmo avere il cacciavite, possiamo aprire la grata adesso. Quindi mo possiamo tornare ad esplorare meglio questo posto. Servono i gettoni per fare qualcosa. C'è qualcosa bloccato qua dentro. Gettoniera. Oddio santissimo immacolato, fermati. No, no, finito, subito. Molto cattivo. Molto cattivo. Perché con la gettoniera possiamo fare una bella cosa. Ma allora sei un pezzo di merda, sei. Apra la porta. Apra la porta. Bello. Dai, Meve. No, aspetta. Accecato, ho sbagliato il pulsante. Corri, scappa cervello se si può. Ma che non c'è già. Fammi andare di qua. No, di bloccare. Non me lo carica. No. Si era buggato. No, dai, no. No. Brutto gesto. Allora. Oh, che paura, che terrore, che raccapriccio. Dai, ce l'avevo fatta, dai. Ci sono manco più tutti i gettoni che avevamo trovato prima. C'è qualcosa però qua. No, ah ok, il legnetto qua. Gettoni è fallita. Ulula. Capiamo dov'è innanzitutto. Sappiamo che c'è. Però
freddi col flash. Potevo fare un'abilità con la torcia. La porta non si muove. Ok, la situazione è la stessa dell'altra volta, quindi dobbiamo andare soltanto di là. Lui può camminare solo qui. Ok. Ok. Eccoti. Auto, ciao. Vai in un'altra porta. Bene la porta, stato io, non sono stato io, non sono stato io, non sono stato io, non è colpa mia, già l'ho trovato così. Ok, c'era la radio, un tavolo, il tendone di Foxy e poi la porta, quindi lui deve essere andato per forza a sinistra. Ci deve arrivare all'altro tavolo e accendere la radio. Poi se ne dovrebbe andare a destra. Non entri proprio di corso. Vabbè, tu giustamente puoi entrare ovunque. Quindi hai fatto il giro. Vabbè, niente ci vieta di pensare, in realtà, che noi qua vediamo di nuovo lui, ma comunque un essere umano. Noi in realtà stiamo cercando il padre, ma per arcano motivo continua ad essere lui. Allora, qui c'è qualcosa? No, non lo mando a esaminare. Gazzosa al gusto pizza. Allora, ok, ah, usciamo qua. Ok, ok. Pettoncino. Si va? No. Ok, anche questa è chiusa. Dobbiamo fare qualcosa. In sala giochi. C'è qualcosa da fare in sala giochi. Giocalo, giocalo. Dove devi sbloccare le porte. Dove proviene questo pianto? No, c'è Chica! No, no, no! Pure Chica, no! Borsa del pranzo abbiamo per... Ah, Chica piace il cibo, è vero! Nemo si mette nel suo cumulo e mangia. La cosa ha almeno uno stomaco. Dove aveva il mio pranzo da così lontano? Sicuramente un bambino in cucina, ma non posso raggiungerlo finché non attiro quella cosa nel suo strano nido. Se vuole del cibo, forse posso prendere una fetta di pizza da Jeff. Ok, dobbiamo tornare indietro. Andiamo qui. No, ho sbagliato pulsante. Rientra dentro. Da qui dove usciamo? Oh, il condotto non si apre, ostruito dalle scale. Ah, cazzarola. Però ok, se perdiamo possiamo fare anche così a questo punto. Nell'angolo qua le scatole. Ventola e usciamo direttamente là e ci rifacciamo la cutscene, ok. Questo però non si deve sbloccare. Qua ci vuole una scheda. Porta chiusa e chiave.
Oh, e ogni tanto dobbiamo tornare in... Oh, ma che stai dicendo? Cazzo, se la so pensati bene. Salve. Allora. No, 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 brutto, 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 brutto. C'è lui, è lui o non è lui? Il signor Enzino degli affetti. Ok. Fase 1, liberare Shortino. Non so se riusciamo a farlo. Vaffanculo Cica. E adesso torniamo qua. Brutto, brutto gesto. Brutto proprio. Brutto, no, brutto proprio. Io direi di fare così. Aspetta, aspetta, mo ci facciamo la giocata. Aspetta. Ce la facciamo proprio bella, aspetta. Da qui, esci, esci. Dico che sono due. Non accendo la luce. Non capisco se lo possiamo fare già adesso o serve qualche oggetto. Non me li fa spostare. Vincenzo sai che fa? Penso dice. Riattivo la corrente. Perché sta glitchando? Devo semplicemente entrare qua e andare. Madò, se stava qua dentro uno dei due. Via, via, corri, corri, via, via, via. Ok. Quindi noi torniamo di qua. Ciao Jeff. C'è un po' di pizza? Oh no. Come faccio adesso? Abbiamo un cazzo di soldi. Ma questa trappola che ho trovato per caso, scommetto che una caccia al ratto schioderebbe senz'altro Jeff dal suo bancone. Quindi dobbiamo usare la trappola su un topo. La ragazza qui diceva il fatto... Ragazzo glande. Io ho letto ragazzo glande, ti giuro. È tipo la 7 oggi. Forse ci vediamo. No, è come se avevamo acquisito qualche oggetto, qualcosa. Se ci vuole un'eternità, questo poi scommetto che ci sono roditori in giro, bla bla bla. Stessa situazione di prima. Allora, la cucina. Andiamo di qua, così vediamo pure. Innanzitutto, qua non possiamo fare niente. Qua no. Ok. Tu quale sei? Segnala. Oh no, mi hai messo Frogger. È finita qui. Cazzo di bambini venivano a mangiare. Ah, è pure a tempo il bastardo. Basta farlo arrivare da là. Vita di un cameriere e tutto.
sono sti bastardi. Va bene. Ok, poi qua non possiamo fare niente. Qua non possiamo fare niente. Ma niente. Qua la gettoniera, penso che ci va. No. Scanner per coupon. Se avessi un coupon potrei consegnarlo qui in cambio di un premio. Quella navicella spaziale sembra fortissima. Ce li abbiamo. No, questi sono biglietti, non sono coupon. Qui possiamo aggiustarli. Gettoniera. Salva i bambini. Con Balloon Boy. Questo non è normale. Che fa? Attiva il potenziamento? Che fa? Oh no, si è preso i bambini. Li prendi e li porti all'uscita. Non hai salvato tutti i aspetta, aspetta, Devi aspetta. salvarne uno alla volta, lo zio. Aspetta. Aspetta, questo lo voglio rivedere un attimo. Io prendo te, no? Facciamo la prova. Vieni. No. Cazzo. Li dobbiamo tenere tutti e non dobbiamo proprio farci prendere da lui. Allora, a sto punto direi, prendiamo te. Tu dove vai? Ah, tu vieni in automatico proprio da me, ok. Va bene. Ah, vabbè, lo ce la faccio. Basta che tocco lei e vado qui. Via. A posto. Vale. Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. E qui non c'è niente. Ok. Cucina era qua in basso, se non mi sbaglio, sì. La porta è chiusa a chiave. Ok, e siamo fottuti. Dobbiamo trovare un posto con un topo o il modo di entrare in cucina. Allora. Qua niente, però aspetta. Qui noi non possiamo entrare. Sicuro. Qui? Giustamente dice qua c'è lui. Che vuoi fare? Ottimo. Niente che possiamo fare. Qua spuntiamo in sala giochi. C'è una stanza murata. Quindi c'era una stanza prima qui. Sì. La stanza che nel passato c'era cosa? con il lettore di schede. Mm. Mm. Ok, quindi come creare io il diversivo? Ah, forse di là c'è qualche topo. Qua dentro qua. Nel retrobottega. Va bene. Qua dentro c'è un topo. Batteria sempre ben accetta. Qui neanche. No, non c'è niente di esaminabile. Ma non la puoi mettere tu dall'inventario? No. Allora, cambiamo la batteria e via. Poi bastardamente le batterie si utilizzano sia per i diversivi che per la torcia. Via. Poi c'è l'altro. Questo posto brulica di topi, ma io non so dove mettere una trappola. Se esco fuori. Penso che posso fare qualcosa fuori, non penso che posso fare qualcos'altro altrove. Come mi chiede quando era questo posto da bambino. Senti, ci hanno ucciso gente.
Allora. C'è manco un punto qualcosa di particolare, capito? Raccogli i cappelli. Ho disturbato un bel po', Ah, so solo... Ok, vabbè. Ok, va bene. Allora qua, magazzino. Non penso che devo dire a Jeff mio caro, mi dai la chiave che devo entrare in cucina per farti un diversivo e rubarti un pezzo di pizza? Perché l'unico modo di entrare da qui... Noi dobbiamo entrare... Dobbiamo distrarre lui in una delle altre stanze per poter poi entrare dalla porta qui. Ma dove? Aspetta. Forse è qui. No. Allora, vediamo che ci dice a proposito. Non è che devi prendere un topo nel passato e lo dobbiamo riportare qua nella gabbia e lo liberi. Vero, anche perché effettivamente... Là mi pare c'erano. Sì. Sì. Qui non ci sono. Confonde la frase con quella che ti dice ci sono i topi in cucina e tu dici ok devo andarlo a prendere lì. In realtà non è lì che va preso. Ah ok, pensavo non c'era più. Vedi, qui sarebbe stato un problema grosso. Non c'è niente di esame. Oh, segna anche i tunnel, le strade che fanno. Non sono. Quelli nel magazzino. E ritorna alla luce che secondo me mo è più un malus. Perché? Perché è successa questa cosa? È stata molto brutta. Molto, veramente tanto brutta. Dai, aprimi il passaggio là perché ti cazzi, dai. La chitarra si poteva prendere la scossa. Se ci serve qualcosa di elettrico. L'importante è che non esce Foxy da là dentro, eh. Sì, qua
Ora prendiamo il topo e poi lo mettiamo dove sta la ragazza. Sono gli unici due ambienti interagibili. Dovresti tornare indietro, però prima già ci hai fregato in quel modo lì. Perché mi appari di faccia e dico le parolacce. Noi entriamo qua. Non uscire da qui. Oh, aspetta. Ha aperto la porta qui. Bastardo. No, brutto stronzo pezzo di me. Ecco il topo dov'è. Ho visto il topo. Ok, almeno abbiamo aperto il passaggio. No. Stronzo. Vai. Vendetta, tremenda vendetta. Ghiaccerati. Qua dobbiamo andare. Da te siamo lontani. Mo. Cica. Devo mettere la trappola da qualche parte qua dentro. Qui dovremmo mettere la fettina di pizza. E la posso mettere effettivamente qui davvero? No. No, ci deve essere il punto dove metterla. Eccola qua. Usciamo. Affrettato. Vabbè. Preso dopo. E la peppa. Dobbiamo soltanto arrivare alla prossima. Ci basta questo. È fatta. Il piano ha avuto successo. No, tu corri. Andiamo qua. Usciamo. A questo punto, signorina, c'ho una cosa per lei. Direttamente dal passato. Ecco. Jeff, c'è un problema. Una fetta di pizza e tagliare la corda prima che torni Jeff. Vai. Ok, un pezzo di pizza e lì c'è qualche altra cosa da vedere? Un giocatore, ok, pezzo di pizza da qui. Ciampa 5 volte. Fa lo stesso rumore del mostro. Sai cos'è? Come se fosse un'infezione. Pure il fatto dei bordi che tutto glitcha. A questo punto noi abbiamo una fetta di pizza al formaggio calda e appiccicosa fatta dall'unica pizzeria in città. È vero, una cosa che ancora non ho fatto da quando sono tornato a prendere una pizza. Noi dobbiamo andare ancora a vedere nella sala giochi qui nel passato, Ho sbagliato.
piccole cose, non vorrei che c'è qualche oggetto. Baffa. Di là non abbiamo proprio modo di entrarci al momento. Vabbè, ci andremo al momento giusto. A questo punto diamo la pizza cica. Effettivamente. No, mettiti qua. Ma tranquillo, non dice niente. Noi andiamo in cucina. Dov'è il bimbo? Il telefono? Il phone guy, giustamente. Hello? Hello? Hey, I know you're doing great. And the animatronics aren't really under your responsibility. But I need to tell you something just in case, alright? The characters like to move around at night when nobody's here. They like to roam around and be themselves. There isn't a concern for your safety here. Just one thing. Try not to let them see you walking or moving around. Then you might be in a bit of a pickle. Brutto cacca brutto. Ah, sono gli obiettivi di Steam. Si bloccano anche qui. Io non ho visto niente. Brutta persona, cica, cioè, non entra, lag, casino, bordello, non cadere. Zucca. Oh no, rimangono. Bravo, là dentro. Sperare che non ci voglia per forza la luce accesa. Dov'è sto ragazzo? Abbiamo fatto tutto sto bordello per entrare qua dentro, no? Ah, è nascosto qua dentro. Aggiungiamo uscire. Ma non correre così. Per andare all'entrata ci conviene andare da qui, andare sopra e usare la grata. Applaudo il carellone. Il mio papà indossa una camicia blu e ha i capelli castani, lo hai visto? No, ti hai visto? Sì, eravamo nella sala giochi quando è andata via la luce. No, non l'ho visto, pensi che... Brutto gesto per la nazione, brutto, ok, ci ha aperto il passaggio per la zona nuova.
vecchio ogni tanto si lancia. Domani devo leggere se c'ho un ce l'hai per piacere. Perché? Ci posso parlare con voi? No, vabbè. Siamo nel passato tramite una pallina, abbiamo viaggiato indietro nel tempo. Ma cosa vuoi chiederti ancora di più? Ah, non possiamo andare adesso. Dobbiamo per forza arrivare alla stanza delle palline. Mo vedremo tutti gli spiriti man mano che andiamo verso destra, ok? Così siamo giusti di tempo. Mandatevene a fanculo. Poi niente li vieta di venire da quest'altro lato, Dobbiamo capire quando salva, però. Tutto lui e di sicuro si è salvato. Quindi alla fine della cutscene qua. Tante care cose, Ecco, è uscito anche il check-in. Così riusciamo anche a farci due chiacchiere noi. Allora, ragazzi, noi adesso stacchiamo e ci vediamo domani nel pomeriggio. Vedo un pochino a che ora iniziare la demo di Re Fantazio e vediamo un attimino come organizzarci la giornata. Poi mi sento con Gianmarco e vediamo pure un attimino cosa fare domani. Quindi nel frattempo, come sempre, fanculo Francesco e buonanotte a tutti. Yeah, Buonanotte.